Buongiorno a tutti. Proseguiamo con il nostro racconto sulla storia di Venezia e sulla sua straordinaria nascita. La scorsa volta abbiamo parlato delle diverse invasioni barbariche. Abbiamo parlato dei Visigoti e abbiamo parlato degli Unni. Dicevamo che a partire dal IV secolo vi è un continuo andirivieni di invasioni barbariche e in genere i barbari entravano sempre dalla Decima Regio Venezia et Istria, quindi diciamo dalle zone dell'Isonzo e di Aquileia, e ogni qualvolta i barbari entravano nella penisola italica dal Veneto, i venetici cosa facevano? Cercavano rifugio sulle isole della laguna, o almeno molti di essi, chi poteva. In un continuo andirivieni, all'arrivo dei barbari i venetici fuggivano in laguna e alla dipartenza dei barbari, perché i barbari in genere non rimanevano sul suolo italico, lo saccheggiavano e basta, i venetici tornavano ad occupare la terraferma dove avevano la loro residenza. In questo moto altalenante, però, ad ogni nuovo ritorno dei venetici in terraferma c'era sempre qualcuno che rimaneva a risiedere sulle isole e piano piano sulle isole della laguna veneta comincia a formarsi una nuova realtà sociale che poi diventerà anche una nuova realtà urbana. Abbiamo parlato dei Visigoti che invadono la penisola italica all'inizio del 400, abbiamo già parlato degli Unni che arrivano verso la metà del 400, proseguiamo la nostra storia con l'arrivo degli Ostrogoti che arrivano verso la fine del 400. Ecco, più in particolare i Goti, gli Ostrogoti, quindi sarebbero i Goti dell'Est etimologicamente, invadono l'Italia a partire dal 489 sotto la guida di re Teodorico del lignaggio degli Amali. È un'emigrazione di massa, un'emigrazione di popolo. Entrano nella Decima Regio circa 100.000, forse 125.000 individui, è un popolo che si muove, donne, vecchi, bambini, guerrieri, circa 25.000 soldati. Non erano tantissimi, ma non erano nemmeno pochi. Ecco, nel 489 fanno il loro ingresso nella Decima Regio, quindi nel nord-est, diciamo, dell'Italia. Ad affrontarli questa volta non c'erano più gli imperatori romani, perché, come ben ricordiamo, nel 476 l'impero romano d'Occidente crolla sotto i colpi di Odoacre, che poi verrà nominato, re degli Eruli. Ad affrontare questa nuova invasione doveva pensarci Odoacre stesso, diveniva un problema suo a quel punto difendere ciò che aveva strappato con la forza a sua volta. Per cui all'arrivo degli Ostrogoti si consuma una prima grande battaglia sul solito fiume Isonzo, che marcava il confine naturale, per così dire, tra l'Istria e il Triveneto. E lì diedero battaglia i Visigoti, lì diedero battaglia anche gli Unni, era un po' un confine naturale. Odoacre con i suoi eruli affrontano i nuovi arrivati Ostrogoti e Odoacre perde, incassa una grave sconfitta e deve retrocedere di molti chilometri fino al territorio del Veronese. Si consuma una seconda battaglia, perché naturalmente Teodorico incalza Odoacre, e in questa seconda battaglia ancora una volta Odoacre subisce uno smacco clamoroso. Muoiono migliaia di uomini, eruli generalmente, e anche centinaia e centinaia di cavalli. Particolare non secondario perché sembrerebbe che proprio a partire da questo episodio sia nato, apro una piccola parentesi, un piatto tipico della cucina veronese, la pastissada dei cavalli. Vi ricordo che questa battaglia si consuma proprio sul territorio del Veronese, in provincia di Verona. Di fronte a questi centinaia di cavalli morti, cosa fecero i veronesi? Era uno spreco lasciarli decomporre. E la carne venne presa, venne macerata, venne messa a conservare sotto il vino e sotto l'olio e da lì poi se ne sarebbe ricavato un piatto prelibato che ancora oggi caratterizza l'arte culinaria tipicamente scaligera, la pastissada dei cavalli, che insieme alla pearà, insomma, è un piatto tipico. Ecco, ad ogni modo, sconfitto per la seconda volta nel Veronese, Odoacre deve ritirarsi,
Ci saranno ancora degli scontri con gli Ostrogoti, ma Teodorico vince definitivamente nel 493 e nel 493 può istituire ufficialmente un nuovo regno, il regno degli Ostrogoti. Vedete qui nella cartina, fu un regno piuttosto esteso, almeno sulla carta geografica, dopo non era sempre perfettamente controllato, ma che comprendeva la Dalmazia, l'Istria e tutta la penisola italica. La capitale venne posta, come è noto, a Ravenna, dove ancora oggi, lo vedete sullo sfondo, si trova il mausoleo di Teodorico. Anche se c'è da aggiungere che, per quanto formalmente la capitale fosse Ravenna, la città prediletta da Teodorico era in realtà Verona. Lui considerava Verona la sua Verona, cioè la città con la quale aveva più confidenza. E in effetti, nelle fonti tedesche, Teodorico è ricordato come Dietrich von Berne, cioè Teodorico da Verona, non Teodorico da Ravenna. Questo è interessante. E anche nella stessa città scaligera, Verona, la memoria del re ostrogoto ha lasciato il segno da tanti punti di vista. Perché? Perché Teodorico, per esempio, risiedeva molto spesso a Verona e si fece costruire un palazzo piuttosto sontuoso in riva all'Adige, del quale però non rimane più nulla. Teodorico a Verona fece restaurare le mura, forse alcune mura le fece innalzare ex novo. Teodorico a Verona fece anche restaurare l'arena, che vedete sullo sfondo, affinché potesse continuare ad ospitare spettacoli di vario genere. Non per niente, poi ad un certo punto, l'arena venne chiamata la casa di Teodorico e qualcuno pensò addirittura che l'arena fosse stata fatta erigere da Teodorico stesso nel corso dei secoli, mentre sappiamo che è di istituzione romana, no, del I secolo d.C. Ecco, per dire che Teodorico in Italia e nel Veneto lascia il segno. A questa nuova incursione degli Ostrogoti, ancora una volta i venetici, chi poteva, fuggirono nelle lagune per trovare riparo là. E ancora una volta ci si può domandare come vivessero questi venetici, no? Che ad ogni nuovo pericolo che giungeva dal nord-est fuggivano nelle lagune. E finalmente possiamo disporre di un documento interessante, perché la storia di questo periodo, di Venezia e delle lagune, è una storia un po' oscura, perché abbiamo poche fonti scritte, più che altro le fonti sono archeologiche, che però dicono fino a un certo punto, evidentemente. Ecco, finalmente, con l'arrivo degli Ostrogoti, possiamo disporre di un documento scritto che getta un po' di luce sulle condizioni di vita dei venetici del tempo. Ecco, sto parlando, vedete qui nella slide, di una famosissima lettera, la lettera di Cassiodoro, datata 537-538. Cassiodoro era un letterato romano latino che fece poi carriera alla corte di re Teodorico, divenne un suo ministro e il suo più fidato ministro, il suo braccio destro. Cassiodoro è legato a doppio filo con la storia del Veneto, perché Teodorico doveva incaricato, per esempio ad un certo punto, di risollevare le sorti della città di Padova, che con questo andirivieni di incursioni barbariche cominciò a subire un certo declino. Anche gli Unni saccheggiarono a un certo punto il Padovano, per cui Cassiodoro venne incaricato di risollevare la situazione commerciale di Padova con Bologna, di risollevare la situazione commerciale di Padova in rapporto ai traffici dell'Adriatico, visto che Padova era legata all'Adriatico con una serie di canali, di risollevare la situazione delle terme di Abano, che lo stesso re Teodorico aveva apprezzato di persona. Ecco, Cassiodoro nel 537-538, la data insomma è un po' incerta, scrive una lettera famosa a chi? Ai Venetici, cioè a quei Veneti che avevano trovato rifugio nelle lagune nel corso dei decenni precedenti in fuga dai barbari. Ecco, questa è una lettera che è scritta in un momento particolare, perché nel 535, quindi 2 o 3 anni prima la stesura della lettera, era scoppiata una guerra di cui parleremo tra poco, la famosa guerra gotico-bizantina.
cioè gli Ostrogoti, che avevano assunto il controllo di tutta la penisola italica e non solo, entrarono in guerra con Bisanzio, che voleva riprendersi quei territori che facevano parte tradizionalmente ovviamente dell'impero romano. Ecco, allora Cassiodoro prende carta e penna, per così dire, scrive ai Venetici domandando loro in sostanza di poter rifornire Ravenna, la capitale degli Ostrogoti, affamata dalla guerra, con vino e olio. E i Venetici, attraverso la loro capacità mercantile, avrebbero potuto fare la spola dall'Istria fino a Ravenna per rifornire la capitale delle merci e dei prodotti di cui si sentiva il bisogno. Ecco, questo era lo scopo e il contesto della lettera. La cosa che ci interessa è che all'interno di questa lettera Cassiodoro ci regala un piccolo spaccato di vita quotidiana dei venetici del tempo e possiamo apprendere delle cose interessanti, perché l'immagine che Cassiodoro ci restituisce è un'immagine lusinghiera dei venetici, cioè personaggi che da sempre erano terrafermieri, da sempre abituati a lavorare nei campi, ad allevare animali di vario genere, maiali piuttosto che cavalli. Ricordiamo che i paleoveneti, ancora prima di Cristo, erano famosi proprio come allevatori di cavalli e che a un certo punto, per le contingenze storiche totalmente imprevedibili, si trovarono catapultati a vivere in un habitat che non era il loro, un habitat, quello della laguna, piuttosto ostile, imprevedibile, ricco di insidie, con le maree che vanno e che vengono. E i venetici cosa fecero? Si rimboccarono le maniche e da buoni lavoratori cominciarono a modificare il territorio circostante e a tradurre quell'ambiente ostile, quella difficoltà di vita in cui dovettero per forza di cose inciampare in una grande possibilità. E infatti vediamo cosa ci dice Cassiodoro. Vedete? Leggo. Voi abbondate soltanto di pesce, si riferisce ai venetici. Ricchi e poveri vivono insieme in eguaglianza. Tenete conto che Venezia ha sempre avuto fortissime difficoltà di spazio, no? Per ovvi motivi, per cui a lungo andare sia i ricchi che i poveri, sia i patrizi sia i popolani, si trovarono a vivere gomito a gomito, a condividere lo stesso spazio, le stesse dinamiche, le stesse difficoltà nell'affrontare un ambiente ostile. E questo probabilmente, insieme al tradizionale buon governo veneziano, favorì la compattezza della società. Molto diverso rispetto per esempio ai nobili francesi che si chiudevano nelle loro regge o si chiudevano a Versailles. Cassiodoro, tutti si nutrono dello stesso cibo e hanno case simili, per cui gli uni non possono invidiare il focolare degli altri e così sono esenti dai vizi che dominano il mondo. Tutta la vostra emulazione si concentra nel lavoro sulle saline. I veneti già dal tempo erano gran lavoratori. Anziché di aratri e di falci, vi servite di relle, che erano degli strumenti per appianare il sale. E da qui viene il vostro guadagno. Dalla vostra industria dipendono tutti gli altri prodotti, perché seppure vi è qualcuno che non ricerca l'oro, d'altronde l'oro non si può mangiare in sé per sé, deve ancora nascere chi non desideri il sale. Il sale era un prodotto ricercatissimo, perché? Non solo perché si poteva ovviamente insaporire il cibo, ma anche perché attraverso il sale il cibo lo si poteva conservare. Ecco, e cosa ci sta dicendo Cassiodoro? Ci sta dicendo che ancora di per sé non era nata una città, una civiltà veneta, erano dei fuggiaschi ancora in questo momento i venetici, che però già si stavano rimboccando le mani. E qui comincia a stanziarsi una popolazione stabile, dedita a che cosa? Dedita agli affari tipici del mare, cos'altro potevano fare? Dedita alla pesca, dedita all'estrazione del sale, quindi pescatori e salieri, e dopo, soprattutto, dedita al commercio. È inutile sottolineare l'importanza cruciale, fondamentale che il commercio eserciterà per Venezia.
I veneziani riusciranno a guadagnarsi un primato in tutto il Mediterraneo proprio grazie alla straordinaria capacità che avevano nell'esercitare l'arte della mercatura. Ecco, gli inizi però sono questi: un ambiente difficile da modificare, un ambiente difficile in cui sopravvivere, dal quale però riuscirono a, come dire, ricavare le risorse non solo per sopravvivere, ma anche per sviluppare una civiltà che nel corso dei secoli sarebbe stata straordinaria. Piccola parentesi. Questa è naturalmente la facciata principale della Basilica di San Marco. Ecco, vedete che proprio nell'arcata centrale ci sono 3 archi sovrapposti, riccamente decorati con una serie di bassorilievi che risalgono al XIII secolo. Sono uno dei più importanti cicli della scultura romanica in Italia di quel periodo. Se quando tornerete a visitare la basilica, soffermatevi a osservare questo arco centrale perché è straordinario. Soprattutto l'arco maggiore, questo qui, che vi sto evidenziando in questo momento, è di una complessità e di una ricchezza senza pari. Perché su tutto l'intradosso, cioè sul lato interno, questo qui, sono rappresentati i tipici mestieri veneziani. Ecco, e la cosa estremamente interessante, come vedete nella slide, è che proprio sulla base dell'intradosso, sulla base sinistra e sulla base destra, vengono raffigurati quali mestieri, fra i molti che vengono rappresentati nel rimanente infradosso. I veneziani quali costruttori di navi e i veneziani quali pescatori. D'altronde tutto nasce lì e quindi giustamente l'architetto ha pensato di posizionare i 2 mestieri fondamentali della civiltà veneta alla base dell'infradosso dell'arco centrale. Notate che belli e guardate che sono straordinari. Veneziani costruttori di navi, qui vedete la chiglia, no? Si vede chiaramente, e qui vedete i lavoratori, qualcuno che lavora all'interno e qualcuno che lavora all'esterno. Poi nel corso dei secoli questi lavoratori si sarebbero specializzati, sarebbero diventati i marangoni e i calafati, che poi avrebbero avuto una loro corporazione e avrebbero lavorato soprattutto all'Arsenale di Venezia. Ma inizialmente si comincia da qui. Guardate qui, i pescatori, vedete, c'è anche qui la chiglia della nave, qui sotto vedete i pesci di tipologie diverse, quelli caratteristici che si vedono nell'Adriatico, e qui i pescatori, uno con una sorta di canna da pesca e un altro con una sorta di rete. Ecco, questi sono i lavori, come dire, fondanti, insieme all'estrazione del sale, della civiltà veneziana. Cosa accade poi? Nella lettera di Cassiodoro sappiamo che queste erano le attività tipiche dei veneziani in quel momento. Vi dicevo che ad un certo punto scoppia la cosiddetta guerra gotico-bizantina. Andiamo dal 535 al 553, sono circa 20 anni di guerra. La guerra scoppia perché? Perché l'imperatore di Bisanzio, che era il grande Giustiniano, mira a riprendersi tutti i territori che nei decenni precedenti l'impero romano aveva perso sotto i colpi delle invasioni barbariche. E quindi comincia questa grande guerra, no? Tra bizantini ed ostrogoti. Inizialmente viene mandato il generale Belisario nel 535, che giunge in Italia, assedia Napoli, ci sono una serie di battaglie, di guerre, con esiti altalenanti, su questo non ci soffermiamo. La guerra gotico-bizantina, come dire, giunse ad una svolta decisiva nel 552, quando il generalissimo Belisario venne sostituito da un altro generalissimo di nome Narsete. Probabilmente Giustiniano volle questo avvicendamento a causa di un'eccessiva popolarità che Belisario cominciava a guadagnare presso i soldati, e sappiamo che generali troppo potenti possono assumere un potere politico scomodo, no? Comunque nel 552 Narsete subentra a Belisario alla guida dell'esercito imperiale
e il buon Narsete raduna una cosa come 30.000 uomini a Salona, lo vedete qui sulla mappa. Ancora oggi a Salona era una città romana di straordinaria importanza e rimane uno scavo archeologico bellissimo, se vi capiterà andate a visitarlo. Ecco, tra questi 30.000 uomini radunati da Narsete vi erano anche circa 6.000 Longobardi che prestavano servizio come mercenari evidentemente. Narsete si mette in marcia, risale la Dalmazia e ancora una volta entra nella penisola italica da nord-est, attraversa l'Isonzo e si ritrova nella vecchia Decima Regio, l'attuale Veneto, diciamo così. Il problema è che giunto in Veneto, lo scopo, ricordo, era sconfiggere gli Ostrogoti e riprendere il possesso dell'Italia. Giunto in Veneto, il buon Narsete non riuscì più a progredire nella marcia. Perché? Perché da un lato in quel momento lì in Veneto vi era una massiccia presenza di Franchi e i Franchi erano nemici giurati dei Longobardi che militavano nelle fila imperiali, per cui i Franchi sbarrarono l'accesso e impedirono a Narsete di proseguire verso, diciamo, verso la Lombardia per scendere dalla Lombardia verso il centro Italia, verso Ravenna e poi verso Roma. Ma anche gli Ostrogoti fecero, diciamo, impedirono l'avanzata di Narsete perché istruirono, rendendo impraticabili tutte le vie di comunicazioni che dal Veneto si proiettavano verso sud. Lasciarono però incustodite le vie litorali, la vecchia via Annia che da Rimini giungeva attraverso il litorale fino al Veneto, anche perché la strada litorale era difficilmente percorribile, lì giungevano le foci dei fiumi, era particolarmente paludosa. Insomma, cosa fa Narsete? Chiede aiuto ai venetici, a quel popolo di pescatori che da diversi decenni erano stanziati nella laguna veneta, e i venetici mettono a disposizione le proprie navi e la propria capacità marinara per poter trasferire le truppe da Venezia, vedete, fino a Ravenna. E migliaia e migliaia di uomini, longobardi compresi, si imbarcarono sulle navi veneziane e giunsero fino a Ravenna, aggirando gli ostacoli preposti dagli Ostrogoti. Ravenna venne presa, anzi Ravenna era, in questo momento, dire il vero, era già imperiale, era già stata presa dagli imperiali. Giunti a Ravenna poterono assumere con sé diversi altri rinforzi e muovere l'esercito con Narsete in testa verso Roma. L'esercito ostrogoto si prepara per affrontare il nemico e lo scontro decisivo avvenne a Gualdo Tadino. Correva l'anno 552. Gli Ostrogoti vengono sconfitti e muore il re Totila e successivamente nel 553 Narsete sconfiggerà anche l'ultimo re ostrogoto che era Teia e con la morte di Teia il regno ostrogoto formalmente finisce. Attraverso poi la prammatica sanzione cosiddetta, tutto, lo vedete nella cartina, tutto il territorio italiano e non solo torna ad essere integrato formalmente sotto il dominio imperiale. I Longobardi che avevano combattuto con Narsete vengono licenziati perché la guerra è finita, ma si ricorderanno che quel territorio, l'Italia, era estremamente fertile, godeva di un buon clima e infatti pochi anni dopo i Longobardi torneranno in grande stile in Italia e la conquisteranno in gran parte. Per cui non fu un affare da questo punto di vista per i bizantini arruolare i mercenari longobardi, ma ovviamente non potevano saperlo. Ecco, con la fine della guerra gotico-bizantina e con la prammatica sanzione, questo documento che ufficialmente reintegra l'Italia nell'impero bizantino, tutta l'Italia diventa una provincia bizantina, compresa Venezia, che diventa un ducato bizantino.
le genti venete, non esisteva ancora una Venezia vera e propria, ma diciamo quella comunità lagunare formalmente diventa un ducato sottoposto all'autorità dell'esarca di Ravenna, perché la capitale italica rimase Ravenna e prese il nome di Esarcato, perché a Ravenna risiedeva l'esarca, che era il capo politico e militare in Italia, vicario dell'imperatore bizantino. Ecco, l'influsso bizantino su Venezia sarà poi straordinario, la stessa Basilica di San Marco, no? Per molti aspetti richiama l'influsso orientale, ciò nonostante però c'è da dire che complessivamente nelle sue radici l'identità di Venezia e dei venetici rimane fortemente veneto-latina più che bizantina, anche se no, ovviamente ci saranno degli influssi bizantini di straordinario valore che da più parti in Venezia emergeranno nel corso dei secoli. Il buon Narsete, finita la guerra gotico-bizantina, almeno così ci racconta la tradizione e in particolare la cronaca Altinate, un documento che risale più o meno all'anno 1000, buon Narsete volle ringraziare i venetici per l'aiuto offerto alle sue truppe, quando i venetici si prestarono a trasferire l'esercito, no, da Venezia a Ravenna. Per cui sembra che, così insomma ci racconta questa cronaca Altinate, Narsete abbia voluto ringraziare i venetici donando 2 chiese, 2 luoghi di culto. 2 chiese che vennero erette in un luogo quanto mai significativo, cioè su quegli isolotti, diciamo così, sui quali secoli successivi sarebbe poi nata Piazza San Marco. Ora vedete qui dall'alto Piazza San Marco come si presenta oggigiorno. Nel VI secolo, questo è il periodo, no, che stiamo prendendo in considerazione, nella metà del VI secolo doveva presentarsi in modo un po' diverso. Proviamo a fare un salto nel passato. Possiamo ricostruirla così. Vedete, il bacino di San Marco si spingeva molto più in profondità, per cui tutta questa zona che adesso è calpestabile, secoli addietro invece era acqua. C'era anche una darsena che con ogni probabilità giungeva in profondità sull'attuale piazza fino a lambire quella che poi sarebbe stata la Basilica di San Marco. Non a caso qui su questo angolo sud-occidentale si erge una porta che si chiama Porta da Mar, perché sembrava che desse proprio sulla darsena. Ma soprattutto vedete che secoli or sono Piazza San Marco non era un'unica landa di terra, perché era divisa più o meno a metà da un rio, cioè da un piccolo canale. Il rio Batario si chiamava così. Ecco, allora sembra che Narsete abbia voluto donare 2 chiese ai venetici, che siano state erette proprio qui, in questa zona. Le 2 chiese sono le chiese di San Geminiano, che sorgeva qui, proprio presso il rio Batario, si appoggiava sul rio praticamente, e la chiesa di San Teodoro o Todaro, che dir si voglia. Ecco. Su queste chiese gli storici si sono interrogati naturalmente, perché sembra, tradizione vuole, che fossero state fatte costruire nel 560, poco dopo il termine della guerra gotico-bizantina. Però sappiamo che le prime testimonianze di queste chiese sono un po' più tarde. La prima testimonianza certa della chiesa di San Teodoro è del 976, ok? È la prima testimonianza certa, forse era molto più antica, però la prima volta che viene citata in un documento è appunto nel X secolo. La prima testimonianza certa invece della chiesa di San Geminiano è del addirittura 1023, anche se con ogni probabilità era molto più antica. Per cui
è possibile che cosa? È possibile che Narsete abbia, come dire, donato, così dicono alcuni storici, non delle chiese, quindi non abbia finanziato l'erezione delle chiese, ma abbia donato delle reliquie di santi particolari, magari delle reliquie anche di San Todaro, perché no? Ecco, ad ogni modo, senza ombra di dubbio, la chiesa di San Gimignano e la chiesa di San Todaro ad un certo punto, se non adesso nel VI secolo, poco dopo vennero erette, anche se la tradizione, ripeto, le vuole legate alla memoria di Narsete. Quando vi capiterà di tornare in piazza San Marco, date un'occhiata, perché mentre la chiesa di San Todaro non lascia nessun tipo di traccia, perché poi è stata inglobata nella basilica di San Marco, la chiesa di San Gemignano invece ha una sua storia particolare, si possono ancora notare delle tracce. Qui vedete siamo in piazza San Marco, siamo vicini, non si vede, lo abbiamo alle nostre spalle, siamo vicini al caffè Florian. Qui per terra, notate, c'è una targa, è ancora visibile, la vedete qui zoomata in alto. C'è scritto, l'ho riportato sotto, demolito il tempio di San Gemignano, fu ampliata la piazza nel secolo XII. Cosa accade? Che nella seconda metà del XII secolo Venezia era già una potenza marinara straordinaria, tanto è vero che da lì a pochi anni Venezia avrebbe addirittura conquistato Costantinopoli, quindi cominciava ad esserci una certa ricchezza, un certo benessere e anche una certa volontà di mostrare il lustro e la forza, il prestigio che la città aveva acquisito negli ultimi secoli. Sicché questo doge, Michele Vital II, volle fare ampliare la piazza, quella che adesso è piazza San Marco. Fa interrare il rio, quel rio Battario, no, che vi mostravo prima, che tagliava a metà la piazza, fa demolire la chiesa di San Gemignano, che a quel punto lì si trovava proprio ad intralciare il viatico della piazza, e fa trasferire quella chiesa di San Gemignano, che era legata alla memoria di Narsete, che pertanto insomma aveva tutto un suo valore, sul limite più occidentale. Lo mostro da un'altra visuale, vedete, questa è una ricostruzione naturalmente un po' pressapochista, ma grosso modo questo era il rio Battario, qui più o meno sorgeva la chiesa di San Gemignano. Ecco, con gli interventi di Michele Vital II, la chiesa, il rio venne interrato e la chiesa venne fatta spostare sul limite occidentale che si trovava là. Ok, non c'era ancora quella lì, naturalmente, della piazza. Là si trovava e rimase per 3 secoli la seconda versione, chiamiamola così, della chiesa di San Gemignano, fino a quando, storia è interessante perché contorta, anche perché ripercorre le tappe salienti della storia di Venezia, fino a quando 3 secoli dopo questa seconda versione della chiesa di San Gemignano comincia a mostrare cedi di decadenza, per cui venne fatta ristrutturare, siamo all'inizio del 1500. I lavori vanno avanti diversi decenni, finalmente, attorno alla metà del 1500, un pochino dopo, venne fatta erigere anche la facciata, che vedete qui in questa immagine qui ricostruita. L'architetto era niente po' di meno che Jacopo Sansovino, che poi sarà il proto di Venezia, cioè l'architetto numero 1. La chiesa di San Gemignano, con questa stupenda facciata di Sansovino, però venne fatta demolire, come accadde diverse volte, da Napoleone. Napoleone, quando arriva a Venezia, no, nel 1797 e poi nella seconda ondata all'inizio del 1800, fu un disastro per Venezia e per il Veneto, perché fece radere al suolo moltissime cose, razziò moltissimi beni e quant'altro. Ecco, Napoleone decise che quella chiesa di San Gemignano, con quella straordinaria facciata del Sansovino, lì non ci stava bene, la fa radere al suolo e fa costruire quella che adesso si chiama l'ala napoleonica, che è quella che vediamo adesso in questa immagine, che chiude il lato occidentale di piazza San Marco. Se vi inoltrate sotto l'ala napoleonica potrete notare che rimane una targa, ve la metto qui nella slide. Vedete cosa c'è scritto? Jacopo Sansovino,
Quieres nel 1557 la chiesa nuova di San Geminiano, demolita nel 1807 appunto per volere di Napoleone. E vedete che viene anche riportato il profilo, insomma, nelle sue linee essenziali della facciata rinascimentale del Sansovino. Ecco, tutto questo per dire che cosa? Che alla memoria di Narsete che combatté contro gli Ostrogoti è legata, per esempio, la memoria di questa chiesa di San Geminiano, che ha tutto un suo sviluppo molto accidentato, come accidentata fu naturalmente la storia di Venezia, essendo una storia che si prolunga nel corso dei secoli. Ma c'è un altro legame molto forte tra Venezia e Narsete, ovvero il culto di San Todaro. Vi dicevo prima che una delle due chiese donate da Narsete era la chiesa di San Todaro, che poi venne inglobata nella Basilica di San Marco, adesso non ne rimangono più tracce. Rimane però il fatto che Venezia importò proprio dai bizantini, a seguito della guerra gotico-bizantini, il culto di San Todaro o Teodoro che dir si voglia. Todaro era un soldato romano di origine orientale, vive sotto il periodo di Diocleziano, quindi periodo di persecuzioni, siamo a cavallo tra il III e il IV secolo, e era un cristiano, viene cacciato dall'esercito a causa della sua fede cristiana e gli propongono di poter essere reintegrato solo se avesse sacrificato agli dei. Todaro non ci sta e anzi addirittura nottetempo si introduce nel tempio di Cibele, sembra, e bruciò gli idoli pagani. Questo ovviamente non poteva esistere per i commilitoni, tanto più sotto il tempo di Diocleziano. Venne preso, incarcerato, torturato, gli raschiarono la pelle fino alle ossa, una cosa piuttosto dolorosa, e poi venne bruciato vivo e morì martire. Venerato in tutto l'Oriente, soprattutto a Bisanzio, venne poi importato in Italia a seguito della guerra gotico-bizantina, quando i bizantini ripresero possesso, dopo la prammatica sanzione, della penisola italica. Tanto è vero che la cattedra di Ravenna, che era una cattedra ariana, perché gli Ostrogoti erano ancora cristiani ariani, seguivano l'eresia di Ario, e quella cattedra ariana venne riconvertita al culto di San Todaro. Ecco. E San Todaro divenne anche, attenzione, il patrono ufficiale di Venezia, almeno nei primi secoli. Non a caso, le due famose colonne della piazzetta che vediamo qui nella slide rappresentano i due patroni più importanti di Venezia. Il primo patrono, San Todaro, e poi il secondo patrono, San Marco. L'origine delle colonne è incerta, sappiamo che provengono dall'Oriente, sappiamo che giunsero a Venezia in una data imprecisata tra il 1100 e il 1200, ma adesso qui non ci interessa il discorso. Assumono però un valore simbolico molto importante. San Todaro, il primo patrono veneziano che rimarca il legame di dipendenza, se volete, da Bisanzio, perché Venezia per diversi secoli è stato un ducato bizantino, ma poi la colonna di San Marco, patrono per così dire autonomo, patrono veneziano a tutto tondo. E pertanto le colonne mostrano il passaggio da un patrono all'altro, che significa anche il passaggio di un progressivo affrancamento dalla dipendenza con Bisanzio ad un'autonomia politica sempre più spiccata, sempre più globale. E infatti, vedete, Palazzo Ducale sorge qui sulla sinistra della colonna di San Marco, per cui da Todaro a San Marco fino al Palazzo Ducale, cuore del potere veneto e luogo di residenza del doge. Ecco, Venezia diventa un ducato bizantino e comincerà piano piano ad assorbire diverse usanze bizantine, ad assorbire alcuni, i famosi, comincerà a nascere la figura del doge, e poi dovrà affrontare come ducato bizantino anche l'incursione e l'arrivo di nuovi barbari, prima i Longobardi e poi i Franchi. Su questo ci aggiorneremo prossimamente. Arrivederci.